Ciao ed eccoci qui per un nuovo vlog. Se vi interessano i miei video, qui sotto c'è il tastino rosso e potete iscrivervi a questo canale per non perdere i prossimi video in uscita. E comunque io adesso sono qui al Famila che voglio fare una piccola spesa. Spero che sia veramente piccola. In teoria qui sul bigliettino ci ho scritto 4 cose, per cui spero di rimanere sulle 4 cose. Poi ho già in mente di aumentare di qualcosa, ma non di molto. In teoria non dovrei fare una spesa enorme. Comunque andiamo a fare la spesa. Ed eccoci qui per questo svuota la spesa. Questa volta lo faccio così anche perché ho speso poco e non ho preso molti prodotti e spero in teoria di riuscire a recuperare i prezzi velocemente in modo di fare questo video senza passarvi le scritte di quanto ho speso. Allora, in totale ho speso 67,53 centesimi e iniziamo con... Sapete cosa? Provo ad andare in ordine di scrittura qui, vediamo se riesco a non perdermi. Allora, ho preso il gelato Winner Taco, che questo mi è molto piaciuto. Ne ho prese 2 confezioni, all'una l'ho pagata 3,78 euro. Ci sono 4 pezzi e sono veramente buoni questi gelati, almeno a me piacciono molto. E questa è anche la seconda confezione e c'ha anche l'acciaia che rimane croccante. Il gelato è quello che vedete disegnato e ha questa copertura di cioccolato e arachidi che vi devo dire che mi piace. Poi ho preso qui dentro per 2,30 euro, se riesco ad aprire la confezione, ho preso questo pezzo di focaccia alla cipolla e non l'ho mai presa fatta così dal banco dei freschi, per cui questa è il profumo c'è, per cui spero che ci sia anche il gusto. Poi, allora, misto funghi dal reparto dei surgelati del marchio Selex. Ho preso questi misto funghi e l'ho pagato 4,19 euro. Poi devo cercare il prodottino qui dentro, spero di riuscire a trovarlo. Eccolo qui, si è incastrato nel sacchetto. Poi ho preso l'insalata di farro e l'ho pagata 4,85 euro e sono sì, è scritto qui dietro, sono 4,62 euro. E queste qui sarebbe, mi sto alzando un attimino perché ho i piedini che sono stanchi di stare così. Comunque questi qui l'ho pagata 4,85 euro. Poi dopo dei funghi misti, insalata mozzarella di bufala, eccola qui. Questa è la mozzarella di bufala, me l'hanno messa qui dentro perché perdeva un po' d'acqua. Questa è quella affumicata, che forse si vede meglio di qua, vedete che è scura. E questa qui l'ho pagata 4,15 euro. Vista la situazione, io spero che non mi servano, però andiamo verso l'inverno, non so se ritorni obbligatorio rimettersi i guanti o cosa, anche perché d'inverno non mi dispiacerebbe, se, per carità, a parte il discorso della situazione che comunque non è bella, però il discorso di portare i guanti, se li devo portare d'inverno, li porto più volentieri rispetto all'estate, per cui ho preso questa confezione di guanti in lattice monouso, che hanno anche il talco con amido di origine vegetale per riuscire a entrare meglio. Allora questi guanti li ho pagati 6,20 euro e sono 100 guanti, in teoria 50 paia. Ho preso il brillantante della Finish e questo qui l'ho pagato 2,92 euro.
Altro paio di guanti, però questa volta per uso diverso, questi qui per lavare i piatti, che io di solito i piatti preferisco lavarli a mano. L'ho pagato 1,85 €. Arriviamo al vitello tonnato, sempre nel reparto gastronomia ho preso il vitello tonnato per 6,90 €. L'ho abbastanza pagato. Questi Snickers li ho pagati 1,55 €, ma sono buoni, hanno un sapore di... non si sono disegnati, eccoli qui, hanno forse non sta inquadrando bene, hanno degli arachidi all'interno e vi devo dire che il gusto mi piace. Due affettati del marchio il Becker, questo qui. Vi devo dire che quando vado al mare ci passo vicino a dove fanno questi salumi, per cui ne ho presi due. Ho preso la pancetta stufata e il salame nostrano. Come prezzi, allora, il salame nostrano, che è questo dietro, l'ho pagato 2,29 €, mentre la pancetta stufata l'ho pagata 2,10 €. Confezioni da litro di Coca Zero, e questa l'ho pagata 1,09 € alla bottiglia. Uova bio medie le ho pagate 1,95 €. Ho preso un po' di prodotti tostati, per cui ho preso il pistacchio tostato salato che l'ho pagato 3,99 €. Poi ho sempre preso nello stesso reparto anche le noci e le ho pagate, le noci, queste le ho abbastanza pagate, 4,89 €, queste noci sgusciate. Restando in tema di mozzarella di bufala, ho preso anche i bocconcini, 4,30 € e dentro ci sono 5 bocconcini. Sono una via di mezzo tra le ciliegine e le mozzarelle, quelle grandi, praticamente sono più o meno di questa grandezza. Per finire ho preso 4 yogurt per 0,79 € l'uno. Allora ho preso sempre dello stesso marchio Müller, sempre i mix. Allora ho preso Delizia al pistacchio, yogurt bianco più fiocchi di cioccolato, e questo ne dovrei aver preso 2 confezioni uguali, infatti anche questo è uguale. E per finire l'ultimo che ho preso è il variegato yogurt alla vaniglia con topping all'amarena. Questo è l'ultimo. E questa è tutta la mia spesa di questo pomeriggio, per cui sono abbastanza soddisfatta perché non ho speso i soliti 100 €, però sono andata anche in anticipo e non ho aspettato di avere la lista bella lunga, per cui per questo giro mi accontento di questa spesuccia. Vi faccio vedere i sandali che avevo addosso ieri. Sono quelli che sono andata a fare la spesa. Quando me li sono tolti, vedete cosa mi sono accorta? Che si stanno rompendo lì, entrambi si stanno rompendo sotto la suola, per cui li ho messi qui da gettare via. Per fortuna che non so se ve li ricordate, ma sono quelli che vi avevo fatto vedere che avevo preso con gli sconti estivi da quello giusto, così li avevo presi per l'anno prossimo, ma vista la situazione li ho già tirati fuori. Questa volta non vi ho detto perché sono uscita, però se appoggio la macchinetta sul volante come faccio di solito c'è riflesso del sole, per cui la devo tenere in mano perché ho una commissione in banca e poi volevo andare a prendere anche TV Sorrisi e Canzoni per la prossima settimana, che di solito inizia il sabato. Poi oggi pomeriggio devo ancora decidere cosa fare. Stavo pensando di farmi una passeggiata, visto che il tempo è bello. Spero che non sia troppo caldo, ma lo spero. Adesso vediamo oggi pomeriggio cosa combino. Ed ecco fatto anche il giretto questa mattina. Siamo a mercoledì e
Sono appena stata al mercato agricolo. Ieri non ho fatto più nessuna passeggiata né niente perché sono andata da uno che fa manutenzione di computer per vedere se riuscivo ad aggiustare il computer vecchio, che c'è il tasto dove si muove la freccetta, il mouse, che si sta rompendo. E allora lui mi ha proposto di prendere il mouse esterno, per cui l'ho preso da lui, mentre quello lo darò, l'ho messo sul computer di Davide, mentre sul mio computer, sempre per risparmiare, sia per rimettere in funzione il computer vecchio, sia per evitare di rompere quello nuovo, e me ne sono presa uno anche per me. Sono andata da come si chiama, Unieuro se non erro, e questo, allora mi sono presa questo qui per me perché c'era anche rosa, però era di quelli senza fili, e visto che da me la connessione non funziona molto bene, anche se mi hanno detto che non dovrebbe centrare, ma nel dubbio ho preferito prendere quella con il filo che si attacca al computer. Poi come tappetino ho preso questo, ce n'erano moltissimi di carini e ho deciso di prendere questa fantasia del tramonto sul mare che mi ha ispirato di più. Ce n'erano quei gattini, quei cagnolini, quei coniglietti e poi altri paesaggi di montagna, di mare, però questo è quello che mi ha ispirato di più, per cui ho preso questo. Non ho pagato neanche tanto perché 2 euro e qualcosa costa il tappettino e 14 euro e qualcosa costa il mouse, se non erro il nome. E allora, per quanto riguarda il mercato agricolo, invece sono riuscita a trovare il pane, che adesso quando arrivo ve lo faccio vedere, e così faccio. È ancora caldo, mi ha detto, così buono buono anche il pane appena fatto. Questi sono gli acquisti del mercato agricolo. Allora ho preso 4 pagnotte fatte così e sono veramente ancora calde. Mi ha detto di tenere il sacchetto aperto che si raffreddino. Poi di formaggio ho preso uno stagionato e una cacciotta. Beh, la cacciotta la prendo volentieri perché, visto che non è tagliata da nessuna parte, ha una bella durata in frigo. Questa è una classica fitta di formaggio stagionato tagliato. Allora, ieri non sono riuscita a vlogare, a fare questo vlog come volevo, nel senso che ieri mattina sono andata al mercato agricolo di Castelfranco, ma quando sono arrivata ho pensato, beh, su questo vlog, piuttosto di mettere sempre cibo, ho pensato ci metto questo pomeriggio, vado a farmi la passeggiata e riprendo le clip della passeggiata. Intanto per questo giro di questo video lascio perdere la clip del mercato agricolo. Allora io non ho registrato, mi sono messa via i miei prodotti. Il pomeriggio Davide non è più andato al lavoro perché alle 4 doveva andare in giro per carte, e per cui non ho più potuto avere la macchina per andare a farmi la passeggiata, per cui il programma di ieri è completamente saltato. Oggi, adesso, sono senza auto perché non mi ricordo, dal meccanico, dal carrozziere, perché ci deve fare dei lavori, e per cui oggi sono senza auto, per cui nemmeno oggi posso farvi la clip della passeggiata. Così nel frattempo mi metto a passare l'aspirapolvere qui in cucina. Ed eccoci qui per stirare. Ho ancora il resto del mare, che ci sono qui ancora 2 costumi, un copricostume, comunque poca cosa per quanto riguarda il mare. Poi no, forse qui c'è anche la felpa, ci sono ancora un po' di magliette, anche qui sopra ci ho messo un po' di magliette. Beh, questo è
l'abbigliamento casalingo. Comunque adesso mi devo mettere a stirare. E anche per oggi ce l'ho fatta a stirare questo qui. Questa non l'ho stirata perché sono quei completini che hanno sia le pantaloncini corti che la maglietta. Però ho lavato la maglietta, mentre i pantaloncini corti mi sono finiti in un'altra cesta e non li ho più lavati, per cui aspetto di avere anche i pantaloncini, così poi li stiro entrambi e li ripongo via nella coppia. Siamo a domenica mattina, voi il vlog lo vedrete venerdì, così mi prendo dei giorni anche per editarlo, per caricarlo, se riesco a caricarlo qui, se riesco a caricarlo, se devo muovermi per caricarlo. E comunque volevo dirvi che questa settimana, specialmente questi ultimi 2 giorni, i programmi sono completamente cambiati, anche perché oggi si pensava di andare al mare, che visto che sono quasi 30 gradi anche qui nel Veneto, però c'è Davide che gli è venuto mal di schiena, per cui non abbiamo potuto andarci e non ci andiamo oggi. Per cui perché pensavo io che questa domenica fosse anche l'ultima domenica di possibilità di andare al mare, perché il meteo già domenica prossima emette qualche grado in meno, poi può darsi che cambi e che anche domenica prossima ci si possa andare, però non lo so. Comunque i programmi sono completamente cambiati di questi giorni. Ok, allora io adesso per questo vlog vi saluto qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!